Si chiama Rosario Pugliese, alias Cassarola, l'uomo arrestato dai carabinieri nella notte in un appartamento di Vivona. Era ricercato dal 19 dicembre dello scorso anno. 3 arresti a Roccabernarda nel Crotonese per una presunta acquisizione illecita di terreni agricoli. Le persone arrestate sospettate di appartenere al clan Bagnato. Nel centro di Aprigliano ci sono i congelatori che potrebbero essere utilizzati per conservare i vaccini della Pfizer in arrivo a gennaio in Italia. Il servizio del 118 deve fare i conti con la carenza di personale, mancano medici a Cosenza, ce ne vorrebbero altri 30, ma non si trovano. Risultato valido quello ottenuto dalla Salernitana nella sfida di domenica scorsa con il Cosenza. Il ricorso presentato dai silani non ha fatto breccia, intanto domani si gioca a Vicenza. Ben ritrovati per questa nuova edizione del TG10. In apertura la cronaca lo hanno trovato in una casa di sua proprietà, circondato dai comfort, i carabinieri in un blitz stamattina a Vivona. Siamo in una frazione di Vibo Valentia, arrestato Rosario Pugliese, 54 anni, detto Saro Cassarola, accusato di essere il promotore dell'omonimo clan di Vibo Valentia. Era latitante dal 19 dicembre dello scorso anno, quando è sfuggito alla cattura della maxi operazione Rinascita Scott. Vediamo. Eccoli i militari mentre fanno irruzione nell'appartamento di Bivona, frazione di Vibo, dove si nascondeva da quasi un anno Rosario Pugliese, di 54 anni, detto Saro Cassarola, latitante, dopo essere sfuggito alla cattura nell'ambito della maxi operazione contro le cosche di 'Ndrangheta Rinascita Scott. L'uomo ritenuto dalla DDA di Catanzaro e dai carabinieri il capo della cosca Cassarola, operante a Vibo Valentia. Il suo nome figura nell'elenco delle persone rinviate a giudizio 2 giorni fa dal GUP distrettuale di Catanzaro e accusato di associazione mafiosa. È stato individuato con metodi tradizionali, appostamenti e pedinamenti di persone a lui vicine. Una volta individuato il suo nascondiglio, i carabinieri sono entrati in azione. Una latitanza quasi dorata per il capo dell'omonimo gruppo criminale che i Pardea Ranisi e Mommo Macri volevano uccidere e che proprio l'operazione dei carabinieri e della DDA di Catanzaro dello scorso anno sono riusciti ad impedire, arrestando anche chi quell'omicidio lo aveva progettato e stava per compierlo. Abbiamo fatto un intervento alle 4 di questa notte insieme all'8º elinucleo e allo squadrone riportato cacciatori. Abbiamo aperto il primo portone, quello del condominio, dopodiché ci siamo apprestati ad avvicinarci alla porta dell'abitazione dove era il latitante. All'ingresso dei cacciatori è stato subito messo in sicurezza e la casa era servita da tutti i comfort, dalla televisione, un frigorifero pieno che ci fa capire la rete relazionale dei favoreggiatori come fosse ben ramificata e radicata sul territorio. Era ben aiutato da tante persone e ancora questo ulteriore elemento dimostra che è un soggetto attivo, pericoloso e dominante. E su questa importante operazione è arrivato il commento del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Prosegue senza sosta l'attività della magistratura e delle forze di polizia contro le organizzazioni criminali che operano in Calabria. Queste le parole del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, la quale dice inoltre: ringrazio la magistratura, ringrazio le forze dell'ordine per i risultati conseguiti che rafforzano la presenza dello Stato in quel territorio, sottraendo spazi di controllo ai sodalizi criminali e contrastando i loro traffici illeciti e i tentativi di consolidare il consenso sociale e condizionare l'economia legale. Queste le parole del Ministro Lamorgese. Continuiamo però con la cronaca, perché il nuovo colpo al clan Bagnato. Ci sono stati 3 arresti a Roccabernarda, siamo nel Crotonese. La cosca in 12 anni sarebbe impossessata in modo illecito di numerosi terreni. Vediamo.
In 12 anni si sarebbero impossessati illecitamente di numerosi terreni agricoli nel Crotonese. Dal 2005 al 2017 a Roccabernarda 3 presunti esponenti della Cosca Bagnato avrebbero costretto i proprietari a cedere i loro terreni, prima con le intimidazioni, poi, sfruttando la collaborazione dei professionisti, avrebbero ottenuto i fondi agricoli tramite dei passaggi burocratici ritenuti poco chiari. Venivano infatti utilizzati falsi testamenti o false dichiarazioni di usucapione contenute in atti di donazione. Questa mattina alle prime luci dell'alba è scattata l'operazione dei carabinieri di Petilia Policastro, coordinata dalla DDA di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. In carcere sono finiti il presunto capo del clan, Antonio Santo Bagnato, 53 anni, già detenuto nell'ambito dell'inchiesta Trigarium, e Giuseppe Bagnato, di 33 anni. Ai domiciliari invece la moglie del boss, Stefania Aprigliano, di 39 anni. Tutti sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, invasione di terreni, falsità ideologica e materiale, trasferimento fraudolento di valori e danneggiamenti aggravati dal metodo mafioso. Altre 5 persone sono invece indagate a piede libero. Contestualmente i militari hanno eseguito il sequestro preventivo di 104 terreni agricoli, 5 immobili e un veicolo per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Gli elementi raccolti hanno permesso agli investigatori di ricostruire il modus operandi del clan. I militari hanno ascoltato numerose vittime che hanno raccontato le estorsioni subite dalla Cosca, che voleva così appropriarsi illecitamente dei terreni agricoli. 20 anni sono stati inflitti in appello al presunto boss Giovanni De Stefano, riconosciuta l'estorsione per i lavori al Museo di Reggio Calabria. Vediamo. Secondo atto per il processo Il Principe, incentrato sulle estorsioni compiute durante i lavori di ristrutturazione del Museo Nazionale di Reggio Calabria e non solo. Tra i maggiori imputati il boss di Archi Giovanni De Stefano. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti. De Stefano era stato condannato a 20 anni e 4 mesi di carcere. Anzi, i giudici di appello hanno riconosciuto il boss di Archi colpevole anche del reato di estorsione, accusa che nella sentenza del Tribunale era caduta. Ricordiamo che la Procura di Reggio Calabria, in modo particolare la Direzione Distrettuale Antimafia, contestava reati gravissimi a partire dall'associazione a delinquere di stampo mafioso. De Stefano si fece consegnare dalla ditta Cobar, impegnata nei lavori di ristrutturazione del museo, una mazzetta di 200.000 euro. L'inchiesta, lo ricordiamo, è partita a seguito delle dichiarazioni del pentito Enrico De Rosa. Ora l'ampia pagina dedicata alla sanità. Cominciamo con i numeri del Covid oggi in Calabria. Il nostro bollettino: calano i ricoveri e i nuovi contagi, 10 i morti. Vediamo. Oggi in Calabria si registrano 306 nuovi contagi su 2.809 tamponi effettuati. I casi confermati nelle ultime 24 ore in regione sono così distribuiti: 128 a Cosenza, 28 a Catanzaro, 73 a Crotone, 5 a Vibo Valentia e 72 a Reggio Calabria. 379 i ricoveri in ospedale, 29 in terapia intensiva, 10 i decessi. E c'è tanta attenzione, ormai si guarda al vaccino che potrebbe farci dimenticare questo brutto periodo, anzi farcelo superare. Il dibattito è aperto attorno appunto a questa vaccinazione che il ministro Speranza ha già confermato comincerà in gennaio. Il dibattito oggi, Locatelli dice che il vaccino per esempio dovrà essere somministrato anche ai guariti. Lo ricordiamo, Locatelli è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Lui dice: io credo che non ci siano elementi per escludere da un programma vaccinale le persone che hanno già contratto la malattia e sono guarite. In provincia di Cosenza ci sono 4 congelatori pronti per conservare i vaccini della Pfizer in arrivo nel mese di gennaio in Italia. Sono disponibili all'interno del centro di biogenetica di Aprigliano, gestito dalla Fondazione Amelia Scorza Ollus. Il laboratorio potrebbe diventare un'importante risorsa per l'azienda sanitaria provinciale e per l'azienda ospedaliera di Cosenza. Per il momento è utilizzato per conservare i tamponi da processare. Vediamo.
L'unità di ricerca biotecnologica di Aprigliano potrebbe presto tornare ad essere un posto strategico quando si tratterà di conservare i vaccini della Pfizer, che notoriamente devono essere conservati a bassissime temperature. Qui sono disponibili 4 congelatori a -80 che potranno tornare utili. Qui ne abbiamo 4 di frigoriferi, di congelatori a -80, oltre agli altri frigoriferi -20 che utilizziamo per la nostra attività di ricerca. E devo dire che anche su questo la lungimiranza delle aziende non è premiabile, perché stiamo insistentemente richiedendo, a volte con risultati meno entusiasmanti, la manutenzione di questi frigoriferi, perché qui accanto a noi c'è un pozzetto da -80 che noi abbiamo già reso disponibile togliendo i nostri campioni di ricerca, ma nessuno si degna, se non finalmente qualche giorno fa l'ASP ha mandato qualcuno per la manutenzione, ma a volte l'incuria può significare anche questo, perché avere tutto questo patrimonio e pensare che non si possa utilizzare solo perché non si fa la manutenzione è grave. Intanto le porte dell'URB sono aperte. Ornella Nucci, presidente della Fondazione Amelia Scorza, Onlus e responsabile dell'attività di ricerca del centro, mostra la massima disponibilità nei confronti dell'azienda sanitaria di Cosenza, impegnata a reperire spazi e strumenti per affrontare l'emergenza Covid. Mi è parso necessario, nel momento in cui mi è stato rappresentato dalle biologhe qui che tutti i giorni venivano a chiedere di poter utilizzare una stanza o un frigorifero, mi è parso necessario mettere nero su bianco la nostra assoluta disponibilità non per un frigorifero, per una stanza, ma per tutta la struttura. Ho scritto personalmente sia al dottor Marino, al dottor Milito che veniva tutti i giorni, e ho scritto soprattutto alla dottoressa Bettellini. Devo dire che questa volta, a differenza del passato, ho trovato disponibilità. Ho appuntamento in questa prossima settimana, mercoledì di questa prossima settimana, proprio per capire se possiamo siglare una intesa su quello che sarà fatto di questo laboratorio. La task force sta già usufruendo dei locali detenuti dalla Fondazione in forza di un contratto di comodato d'uso sottoscritto nel 2011. In un congelatore sistemato nell'ala di sinistra della struttura vengono stipati i tamponi effettuati in gran parte della provincia di Cosenza, in attesa di essere inviati ai laboratori per la processazione. Oggi ce ne sono circa 200. Chissà se un giorno si potranno anche processare in questi laboratori. L'ASP e l'azienda ospedaliera hanno sicuramente il personale che può venire qui a fare un sopralluogo, verificare che tipo di strumentazione c'è e quanto questa strumentazione possa essere utile. Ma il problema non è questo, perché tanto l'esperienza qui ci ha insegnato che quando si acquistano i kit per fare un determinato esame, le case stesse che fanno quei kit forniscono anche le macchine, le super performanti. Fino al 31 maggio, oltre alle attuali funzioni di ricerca, il laboratorio svolgeva attività di diagnostica ematologica, poi interrotte. Dal 1 giugno il trasferimento della diagnostica ematologica, che per 10 anni abbiamo fatto qui a spese nostre, consentendo di far incassare all'azienda ospedaliera circa 500.000 euro all'anno di impegnative, adesso ha portato secondo me soltanto un aumento delle spese per il laboratorio centrale. Il servizio del 118 deve fare i conti con la carenza di personale, mancano medici e a Cosenza ce ne vorrebbero altri 30, ma non si trovano. Vediamo. Bisogna una volta per tutte mettere mano all'organizzazione del 118, così com'è va avanti a fatica. Il problema sta nel fatto che la struttura riscontra enormi difficoltà nel reperire medici disposti a svolgere questa delicata funzione. Prendiamo per esempio il 118 di Cosenza, che attualmente può contare su un organico di 100 medici, dei quali il 95% ha un rapporto di convenzione, non è cioè dipendente della struttura. Di questi 100 professionisti attualmente in servizio ne risultano 95, perché 5 hanno contratto il virus. Va da sé che il problema c'è, esiste e non è di facile soluzione. Per migliorare il servizio servirebbe implementare la pianta organica di altri 30 medici. Ma come trovarli, visto che in pochissimi sono attratti dalla tipologia di lavoro e per giunta per chi accetta non è previsto alcun
incentivo. Insomma, è un'impresa a reperire professionalità, anche perché non è prevista l'assunzione. Ora, la situazione che vive il 118 di Cosenza è riscontrabile su tutto il territorio regionale. A Catanzaro, per esempio, la situazione è ancora peggiore dopo la decisione assunta dall'azienda che penalizza fortemente gli operatori sanitari. Non è semplice lavorare al 118 e soprattutto richiede spirito di sacrificio e accettazione del rischio. Va da sé che fino a quando non sarà assunta una decisione definitiva, il servizio sarà costretto a convivere con le difficoltà. E c'è una storia che arriva da Crotone, sola in casa, era caduta e non aveva più la forza di rialzarsi. Un'anziana signora è stata soccorsa dai poliziotti della questura di Crotone che l'hanno trovata all'interno del bagno, accasciata sul davanzale della finestra con lo sguardo rivolto verso l'esterno. Gli agenti, attirati da urla disperate, si sono recati nel palazzo e per riuscire a capire da dove provenissero i lamenti hanno dovuto origliare alle porte degli appartamenti fino ad arrivare al terzo piano. Una volta individuata l'abitazione, i poliziotti avevano deciso di sfondare la porta per entrare quando sono stati raggiunti da un'inquilina del palazzo con in mano le chiavi dell'appartamento che l'anziana signora, sola e senza parenti, le aveva consegnato in passato proprio per far fronte a situazioni di emergenza. Entrati nell'appartamento, gli agenti hanno subito soccorso la malcapitata e l'hanno poi adagiata sul letto fino all'arrivo dei sanitari del 118. C'è una buona notizia per i borghi calabresi: 136 milioni in arrivo, già firmato l'accordo di programma quadro, a breve la graduatoria dei comuni beneficiari. Il bando presentato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Vediamo. Sbloccati 136 milioni del bando borghi, fondi che arriveranno in Calabria e serviranno a riqualificare 75 borghi, di cui 36 milioni destinati alle imprese private. Lo ha detto il presidente facente funzione della regione con delega alla cultura Nino Spirlì nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato i dirigenti generali dei dipartimenti istruzione e cultura Maria Francesca Gatto, programmazione comunitaria Maurizio Nicolai e la dirigente del settore centri storici, borghi e beni culturali Carmen Barbalace. Il bando, ha sottolineato Spirlì, era stato bloccato per una precedente lavorazione interpretata male. E purtroppo le lavorazioni sono state un po' altalenanti e devo dire a volte anche utilizzate malamente sia dalla politica che da una certa parte della burocrazia. Era diventato, per quanto mi riguarda, un impegno nei confronti della Calabria, dei territori. Ho viaggiato molto l'estate scorsa per una buona parte dei borghi calabresi e alcuni li conoscevo, altri li ho imparato a conoscerli, sono di una bellezza incredibile, i sindaci hanno fatto in alcuni dei lavori eccellenti e veramente meritavano questa attenzione, così come meritano la stessa attenzione quei borghi che non ce l'hanno fatta fino ad oggi a fare degli interventi proprio per una mancanza di fondi, e credo che questo finalmente sia un buon ossigeno per consentire a loro di farlo. E parliamo ora di attività commerciali che hanno ripreso il lavoro, perché la Calabria, lo sapete, è zona arancione fra questi centri estetici. Noi abbiamo intervistato una titolare di Catanzaro, sentite cosa dice. Secondo noi, penso a nome di tutte le colleghe, non ci meritavamo la chiusura, nel senso che la nostra attività è veramente sicura, ovviamente quando ci sono le condizioni nel centro, quindi non ce l'aspettavamo questa seconda chiusura. Abbiamo comunque cercato, perlomeno parlo per me, di essere comunque vicino alle clienti lavorando con l'online, quindi lavorando sempre sull'esigenza delle nostre clienti con delle consulenze, quindi ecco, siamo state il più utile possibile, però certo non è come essere aperti. Se tu ti rivolgi a un centro estetico che ha ovviamente dei requisiti, puoi essere veramente in un posto sicuro, paragonabile veramente a un ospedale, a un centro medico. Sono strafelice, penso come tutto il mondo, che stia arrivando il vaccino, quindi la cosa in assoluto che ci aspettavamo tutti e che la desideravamo sotto l'albero era il vaccino. Quindi la positività mentale non ci deve, secondo me, lasciare, io perlomeno ce l'ho.
penso che ci meritiamo di tornare tutti a lavorare, ci meritiamo di tornare ad essere tutti sereni. Io ho una prospettiva positiva nel mio futuro, non la vedo tragica. E c'è il dibattito anche aperto sugli spostamenti, c'è il presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani, Marco Bussone, che chiede di rivedere lo stop agli spostamenti previsti nei piccoli comuni dal nuovo DCPM. Occorre un intervento da parte del Comitato Tecnico Scientifico che attendiamo, dice, affinché non si creino disparità tra chi vive nelle aree urbane e chi invece in un piccolo centro. Occorre buonsenso del legislatore e poi dei prefetti e delle forze dell'ordine. Di certo il buonsenso lo avranno i sindaci, tutti insieme impegnati a contenere il contagio, limitando gli spostamenti certo, ma senza mettere in difficoltà chi risiede in un comune montano italiano. E sabato cerchiamo di alleggerire con gli argomenti finora trattati, parliamo di bellezza, vi facciamo conoscere Francesca Russo, Miss Calabria 2020, ce la presenta Linda Suriano che è l'agente regionale di Miss Italia, vediamo. Sono in compagnia di Francesca e di Tiziana Russo, la nostra Miss Calabria 2020. Quest'anno, a parte le difficoltà dovute purtroppo dalla pandemia, siamo riusciti ad eleggere la nostra rappresentante regionale che il 14 andrà a Roma per l'ambito titolo di Miss Italia e chissà se quest'anno è l'anno giusto della Calabria. Noi siamo felicissimi perché appunto è stato un anno un po' così balordo, però nonostante tutto siamo ovviamente speranzosi e fiduciosi. Ovviamente non bisogna abbassare mai la guardia, ma sicuramente essere come dire, positivi, anche se è un termine che di questi giorni è meglio non utilizzare, però voglio dire, bisogna sempre sperare che le cose cambino e chi si sa mai, insomma, da noi in Calabria potranno cambiare anche con la vittoria di Francesca e Tiziana Russo, che ve la presento. Ciao a tutti, sono Francesca e Tiziana Russo, ho 18 anni e sono appunto la Miss eletta Miss Calabria. Vorrei rappresentare sicuramente le nostre eccellenze e vorrei che questo rappresentasse anche un po' di speranza per il popolo calabrese. Nella vita studio in Università Cattolica a Milano, economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, e questo diciamo è sempre stato un po' quello che volevo fare, perché sono sempre stata in un certo senso ispirata dalla mia città, che vorrei che però abbracciasse un po' di più la sua vocazione turistica. In generale spesso la Calabria non è mai valorizzata al 100% e spero di poterlo invece rappresentare al meglio. Siamo allo sport, al calcio, cominciamo dal calcio giocato. La Reggina batte il Brescia 2-1 in una partita della 10ª giornata del campionato di calcio di Serie B che si è disputata al Granillo. Per quanto riguarda il Cosenza invece, risultato valido quello ottenuto dalla Salernitana nella sfida di domenica scorsa con i rossoblù. Il ricorso presentato dai silani non ha fatto breccia. Intanto domani si gioca a Vicenza, vediamo. Confermata la vittoria della Salernitana dopo il ricorso presentato dal Cosenza, il giudice sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, nel corso della riunione di oggi hanno assunto le decisioni di omologare il risultato e la squalifica inflitta al giocatore Ba nella gara di domenica scorsa, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie B. Il giudice sportivo, si legge nel comunicato, ha ritenuto che dalla documentazione acquisita non emerge alcun errore tecnico da parte dell'arbitro, pertanto dichiara inammissibile e comunque respinge nel merito il ricorso presentato dal Cosenza, omologando il risultato della partita Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1.
sulla base del rapporto dell'arbitro che dichiara che il Cosenza ha sostato per 24 secondi in campo a causa dell'ingresso non autorizzato del giocatore Ba, circostanza confermata anche dal quarto ufficiale Paterna, del quale è stata acquisita una mail. Fin qui la decisione, ma la società del presidente Guarascio non si fermerà di certo, convinta che il primo giallo a Ba sia tutt'altro che un provvedimento giusto, e ricorrerà in appello. Intanto alle porte c'è la sfida con il Vicenza. Mister Occhiuzzi potrebbe apportare qualche modifica all'11 visto in campo contro la Salernitana. In attacco i maggiori dubbi, con Iozzi che scalpita per un posto da titolare e Sacco apparso in grande condizione, ma la coppia Carretta-Baez è difficile da scalzare. Io durante la settimana lavoro tutti allo stesso modo, quindi provo varie soluzioni durante la settimana, anche perché capita spesso magari che soprattutto nei reparti devono essere abituati a giocare comunque, indipendentemente da chi è l'interprete, devono essere abituati a giocare tutti insieme, quindi li provo spesso cambiando anche le coppie, cambiando le terne, magari la terna d'attacco, perché voglio valutare determinate cose, perché ognuno deve dare il suo contributo su quello che comunque è il nostro credo, insomma. Dobbiamo migliorare alcune cose, bisogna crescere, si parla sempre di percorso di crescita perché è così. Una squadra, insomma, più si va avanti, perfezioni determinate cose, ma le gare precedenti ti dicono qualcos'altro, dove dover lavorare di più. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, ci aspetta un fine settimana di maltempo generalizzato con nevicate in montagna nella seconda parte di domenica. Domani in nottata e al primo mattino piogge anche di moderato o forte intensità, accompagnate da forti venti di scirocco. Interesseranno i versanti ionici, altrove nubi sparse con bassa probabilità di fenomeni. Dalla tarda mattinata poi, l'ingresso del fronte perturbato freddo dal Tirreno apporterà maltempo generalizzato con precipitazioni anche temporalesche. Nel pomeriggio un sensibile calo di temperatura con nevicate sui monti fino a 1200-1300 metri. Migliora in serata sui versanti ionici e sulla bassa Calabria. Domani mari molto mossi o agitati, venti inizialmente da scirocco, che nel pomeriggio tenderanno a ruotare da ponente, con intensità moderata o localmente forte. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.